Oggi siamo a Sublano, dove incontreremo le maestre e i bambini dell'Istituto Comprensivo, che ci presenteranno il municipio di Cagliari. Il progetto è iniziato con l'incontro con Luigi Dalcin, che ci ha presentato il progetto, ci ha dato delle indicazioni, ha parlato della sua professione, come si arriva a scrivere un libro, al risultato finale e via dicendo. Abbiamo fatto la visita guidata al Palazzo Civico, dopodiché il lavoro è continuato a scuola attraverso la produzione di un copione su una traccia tram che Luigi Dalcin ha elaborato. Tu devi fare qualcosa per Monumenti Aperti? Sì, faccio la parte di Ottone Baccaredda, il primo sindaco di Cagliari. Ah, e lo conoscevi Ottone Baccaredda? No. Cosa ha fatto di importante il signor Ottone? Beh, è stato il primo sindaco di Cagliari, quindi è una persona molto importante. Va bene. Qualcun altro che vuole dirci qualcosa? A tutti. Tu come ti chiami? Veronica, Cosa dovrei fare per Monumenti Aperti? io parlo nella sala matrimoni. Sei contenta di questa parte che ti hanno dato? Sì, perché comunque mi piace la sala matrimoni, ad esempio i dipinti e i gioielli della sposa. Vorresti sposarti? Non lo so. Più avanti magari. E io invece faccio la parte del bambino che deve portare la lettera al sindaco, e quindi vado in tutte le stanze. Sei emozionato per questo giorno? Un pochettino, Hai studiato tanto? abbastanza. Ti è costata fatica, vedo. Sì. E tu? Mi chiamo Federica e a Monumenti Aperti faccio la parte di Annibale Rigotti, il progettista che portò delle modifiche al Palazzo Civico. Ah, e che modifiche fece, signor Annibale? Beh, quando è stato distrutto ha fatto delle modifiche, tipo prima il palazzo era coperto da una cosa in vetro e poi l'hanno tolta perché dai bombardamenti se riaccade il vetro può tagliare. Sei contenta di partecipare a Monumenti Aperti? Sì, molto, sono anche molto emozionata. Pensi che ti emozionerai il giorno con tutta quella gente? La prima volta sicuramente, però le altre volte non molto, almeno spero. Ok, qualcun altro? Andiamo dietro, sì, andiamo dietro. Chiediamo a te che ti stai scapicollando. Come ti chiami? Marco, Marco, cosa devi fare per Monumenti Aperti? il sindaco, Il sindaco? Sì. Cioè? Massimo Zedda. Ah, e cosa dirai? Praticamente, mentre gli altri saranno nella sala del vice sindaco, il bambino che deve consegnare la lettera, io dirò a tutto il gruppo di venire qua. E finalmente leggerò la lettera che aspettava il bambino. Ma lo conosci tu a Massimo Zedda? Sì, ci ho fatto anche una foto. Ah sì? Un selfie? Sì. E tu invece? Io mi chiamo Violetta e faccio lo stesso Annibale Rigotti, cioè la guida che porta il bambino con la busta nelle stanze per fare conoscere, sia per far conoscere il Palazzo Civico al bambino, ma anche per dare la busta al sindaco. Sei contenta di fare la guida? Sì. E come ti vesti? Come si veste una guida? Boh. Allora, adesso sentiamo Margherita che ci racconta un po' di questo monumento, il municipio di Cagliari. Allora, il municipio è un monumento che venne fondato intorno al 1800 qualcosa e che ha avuto due progetti. Il primo nel 1896 da Crescentino Caselli e il secondo invece poi il progetto di ristrutturazione dell'ingegnere Annibale Rigotti. Conoscevi queste cose prima di fare la guida per Monumenti Aperti? No, Non sei mai stata? no, non ci sono mai stata all'interno del municipio, almeno prima di sapere che avrei dovuto fare da guida, no, mai. Sei contenta di aver partecipato a questo progetto? Sì, è anche emozionata perché non impariamo solo qualcosa noi, imparano anche i turisti. Va bene, perfetto. Passiamo al tuo compagno, collega, guida. Come ti chiami? Edoardo. E tu invece di cosa ci parli?
E io faccio lo sposo della sala Figari o sala matrimoni. E lì ci sono delle tele del famoso Pittore Filippo Figari, che è andato appunto in un paese che ho visitato anch'io, che si chiama Busacchi, dove lì ho studiato le tradizioni, i costumi e anche le usanze tipiche del paese, per fare appunto la tela, dove appunto ci sono io con la mia sposa, che parliamo appunto di questa sala. Conoscevi già queste cose prima di Monumenti Aperti? No, le ho sapute dopo che ho studiato. E a Busacchi eri già andato? Sì, Piaciuto? molto. Ho imparato un sacco di cose. Sei divertito? Sì, Da grande vorresti fare la guida turistica? sì. Va bene. Passiamo invece a te, come ti chiami? Ludovica. Di cosa ci puoi parlare? Allora, io devo recitare la parte di Annibale Rigotti, che è l'ingegnere che ha progettato il Palazzo Civico. E sono molto emozionata perché è un'esperienza molto bella. E il palazzo prima non lo conoscevo e adesso invece quando passo davanti magari mi fermo sempre perché voglio vedere appunto di cosa devo parlare, e adesso che lo conosco meglio mi piace perché voglio dire quello che ho imparato a tutti i visitatori. Vuoi fare la guida per tutti, quindi anche da grande vuoi fare la guida dei monumenti? Sì, mi piacerebbe. Ok, grazie, bravissima. E tu invece? Io sono Marzia. Marzia, di cosa ci devi parlare? Io sono nella sala della ex giunta e quindi parlerò del retablo, del gonfalone e di tutte queste cose. Sono molto contenta perché grazie a queste informazioni ho imparato a conoscere meglio la città di Cagliari, e anche con i miei parenti che non conoscono ancora il Palazzo Civico io le racconto la sua storia. Hai studiato molto per prepararti? Sì, Com'è stato? Difficile? no, perché poi ci hanno aiutato anche le maestre e ci ha aiutato anche uno scrittore che scrive libri per ragazzi che si chiama Luigi Dalcin. In classe abbiamo preparato un racconto che potesse aiutare i nostri bimbi ad esporre al meglio ciò che ci veniva richiesto, anche perché il municipio è un monumento della nostra città di fine Ottocento. Chiaramente la sua conoscenza non rientra nei nostri programmi scolastici, quindi i bambini si sono impegnati nello studio dei fatti storici che riguardano la città di Cagliari, il monumento in particolare, i personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella storia del nostro palazzo civico. Io mi chiamo Lorenzo, interpreto il personaggio di Ottone Baccaredda, primo sindaco di Cagliari. Cosa ha fatto questo sindaco di importante? L'importante, diciamo, non lo so, diciamo che E di cosa devi parlare? Cosa devi dire di Ottone Baccaredda? presentare un arazzo, un dipinto di Giovanni Marghinotti, poi anche la sala Sabauda, dove c'è il vicepresidente. Sei contento di fare questa parte? Molto, sì. Sono anche emozionato perché davanti a tutta quella gente... Hai studiato tanto? No, mi è stato molto facile imparare, è anche divertente. Tu invece sei? Presento la sala dei matrimoni. E come ti chiami? Non ce lo dici? Martina. Dimmi. Presento delle tele di Filippo Figari e illustro come le donne sarde si sposavano tanti anni fa. Poi illustro i gioielli delle spose sarde. È una scultura che si chiama Il Bacio.
Sei contenta di questa parte? Sì, molto. Ok, andiamo a sentire la tua amica invece. Io sono Costanza. Di cosa parlerai, Costanza? Di cosa faccio ai monumenti aperti? Io sono una donna sarda e presento la sala dell'ex giunta. Sei contenta di questa parte? Sì, Hai studiato molto? sì, Paura per il giorno? no, Tranquilla? sì, Tu sei una donna sarda? sì. Si vede? Andiamo, invece tu? Anche io sono una donna sarda e faccio sempre la parte nella sala dell'ex giunta. Amelia. E rappresento il retablo di Pietro Cavaro. Poi rappresento il gonfalone di Cagliari che è cucito a mano da noi. E poi anche 2 dipinti di Giovanni Marghinotti. Contenta di questa parte che ti hanno dato? Sì, Hai paura per il giorno? no, E come ti vestirai? Da donna sarda? sì. E come si veste una donna sarda? Una donna sarda. Allora, l'ultima a te, come ti chiami? Alessia, E di cosa parlerai il giorno? sono Vittorio Medio II di Savoia e presento le 3 tele di Filippo Figari nella sala del Consiglio Comunale. E cosa pensi di Savoia? Reale. Sono una famiglia reale Ecco qua. e a me piacciono un sacco, eleganti. E quindi E tu invece ti vestirai elegante il giorno della guida? così così. Sono un re, quindi così così. Sei emozionata? Molto, abbastanza. Paura? Sì. Ciao!